Il piano casa ora è legge. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il provvedimento di sostegno e rilancio dell'edilizia. Fino al 2011 sarà quindi possibile ampliare abitazioni ed edifici commerciali e abbattere e ricostruire vecchi immobili con premi incubatura che arrivano al 40% se si utilizzano tecniche di bioedilizia e di risparmio energetico. Nessun intervento sarà però possibile nei centri storici, sugli edifici vincolati e nelle aree di inedificabilità. Il lungo e aspro confronto tra maggioranza e opposizione ha introdotto alcune novità, tempi accelerati e sconti sugli oneri di costruzione solo per le prime case, mentre per gli altri interventi i comuni dovranno decidere entro il 30 ottobre prossimo se e come applicare le nuove disposizioni. Il centrodestra rivendica il merito del provvedimento. Una legge regionale fatta dal Veneto intelligente, capace, speriamo che i comuni siano svelti e rapidi, quindi in questo modo ci sarà molta possibilità di lavoro. È una legge che è partita dal Veneto come idea, è andata verso Roma, verso Berlusconi, che l'ha fatta propria e l'ha lanciata come provvedimento nazionale. È un nuovo tassello che la Giunta Galà in questo Consiglio regionale porta a casa, tra le primissime regioni d'Italia. Nettamente contrari invece i consiglieri della sinistra. È comunque una pessima legge che rischia comunque di fare ancora cemento, non hanno tolto nemmeno i capannoni, quindi il nostro giudizio complessivo nei confronti di questa legge è che è una legge che rovinerà ultimamente il territorio e non rilancerà l'economia. Gli esponenti del PD rivendicano invece il merito di aver migliorato con le proprie proposte il piano Veneto. Innanzitutto il coinvolgimento degli enti locali, i comuni sono determinanti nell'applicazione di queste deroghe urbanistiche, insieme al fatto poi di aver escluso l'applicazione di queste deroghe nei centri storici e per gli edifici vincolati.